telespettatori, ben ritrovati. Con il nostro viaggio siamo tornati a Loreggia, che non è solo un paese di acque, ma conserva delle bellezze artistiche importanti e di primo ordine. Oggi porteremo alla vostra attenzione la bellezza artistica della chiesa parrocchiale. Andremo poi a visitare Palazzo Rana, sede dell'attuale municipio. Siete pronti? Il nostro viaggio sta per incominciare. Alcuni le chiamano solo pietre, alcuni li chiamano solo stucchi, ma non sono pietre e stucchi, sono delle vere e proprie opere d'arte. Ne parliamo con lo scrittore e storico Ruggero Marconato. Buonasera Ruggero. Buonasera Ida. La storia di questa meravigliosa chiesa, Ruggero. Sì, questa è una chiesa che risale al 700, al 1700, e quando durante tutto il secolo è stata, diciamo, rinnovata, cominciando dalla impostazione generale, perché qui dove c'è il portale maggiore adesso, anticamente c'era l'abside. Sono state trovate delle fondamenta anche per terra durante i lavori di restauro. Quindi la chiesa è stata girata. L'abside è stata portata dalla parte a ovest, dove anticamente c'era l'entrata. E perché questo? Perché la strada maggiore che passava per il paese, la via Aurelia, la via romana Aurelia, passava a ovest. Ecco. Poi nel 1612 i veneziani, costruendo il Musone dei Sassi, hanno sconvolto il sistema viario e quindi per venire in paese hanno inventato questa strada che ancora esiste. Quindi appena è stato possibile la chiesa è stata girata. Abbiamo parlato di stucchi, abbiamo parlato di opere d'arte. Ruggero, andiamo a vederle, ci racconti qualcosa? Sì, la chiesa è conosciuta e famosa per le tante bellezze che racchiude dentro di essa, e bellezze che sono state costruite, sono state fatte nel Settecento, nell'epoca appunto della ricostruzione della chiesa, ma anche nell'Ottocento e all'inizio del Novecento. Ruggero, quando sono entrata ho pensato subito a una cosa luminosa e profonda. La vogliamo raccontare, la storia di questi stucchi? Sì, la bellezza di questa chiesa sta soprattutto nell'abside, che è letteralmente coperta di stucchi e di scene prese dall'Antico Testamento e dal Nuovo Testamento con le storie di Gesù. Gli stucchi sono di varia mano, però rendono tutta l'abside un ricamo, una meraviglia che è raro trovare nelle chiese della diocesi di Treviso. Anzi, io credo che questa sia l'unica chiesa che ha un'abside così decorata. Dopo io credo che bisognerà anche vedere i particolari, le scene, però mi pare insomma che sia una meraviglia che dà luminosità a tutta la chiesa. Andiamo allora subito a vedere i particolari di questa splendida opera d'arte. Allora, gli stucchi rappresentano storie, come dicevo, del Vecchio e del Nuovo Testamento. Qui abbiamo Mosè, che ha appena ricevuto le tavole sul Monte Sinai, che le presenta al popolo. Poi abbiamo Mosè salvato dalle acque nel Nilo e il sacrificio là in fondo di Abramo e Isacco. Mentre di qua abbiamo scene del Nuovo Testamento. Allora abbiamo la fuga in Egitto, la Sacra Famiglia con l'asinello che è bellissimo, che sta andando in Egitto. Poi Pietro salvato dalle acque da Gesù, e qua al centro l'incontro di Gesù con la Samaritana al pozzo. Ma Ruggero, come sono stati fatti questi stucchi e da chi sono stati fatti? Non sappiamo, purtroppo. Non sappiamo chi è l'autore di queste meraviglie, perché io ho cercato a Venezia, la scuola è veneziana certamente, ho cercato nei palazzi di Venezia degli stucchi simili, ne ho trovati a Palazzo Albrizzi,
però non sono identici. Tu trovi che siano migliori quelli di Venezia o questi? No, questi certamente. Sono ancora migliori. Sono migliori perché le scene sono più complete. Là sono figure uniche, mentre qui abbiamo delle scene, dei personaggi, 2, 3, 4 personaggi insieme. Come spiegare questa bellezza? Io credo che si possa spiegare perché Loreggia era sede di molte ville venete, con la nobiltà veneta che veniva qui e che quindi ha avuto varie occasioni di beneficare questa chiesa, e credo che una di queste occasioni sia stata la costruzione di queste scene mitologiche e sacre attraverso gli stucchi. Una delle opere più importanti, Ruggero, che ci sono dentro questa chiesa è l'altare maggiore. Sì, è vero, è un altare cosiddetto alla romana, per quella specie di tempio in marmo con le colonnine che è al centro, e soprattutto perché ai lati ci sono 2 statue e queste sì sappiamo chi le ha fatte, perché alla base della statua della Madonna c'è la firma dello scultore Francesco Rizzi di Padova. La curiosità della famiglia Santi. Sì, Sebastiano Santi visse a Loreggia, come ho detto prima, pittore veneziano, però in numero maggiore di opere che lui ha fatto si trova a Venezia, si trova in chiese veneziane e anche al Museo Correr. Ha dipinto il soffitto dello scalone di accesso al Museo Correr, tanto per dirne uno. E ha dipinto anche la chiesa di San Daniele di Padova, un pittore abbastanza rinomato ai suoi tempi. Qui a Loreggia ha lasciato il soffitto della chiesa e anche il dipinto ad affresco della Sacra Famiglia che si trova sopra la porta meridionale sempre di questa chiesa. Ruggero, è qui dove crei le tue opere, dove scrivi i tuoi libri a casa tua, dove porti la tua conoscenza a tutti. Vogliamo raccontare qualcosa di più sugli affreschi del soffitto della chiesa, ad esempio, di Loreggia? Sì, bisogna dire che naturalmente io frequento gli archivi di Stato, dopo qui sintetizzo e metto in opera, diciamo, quello che ho fatto, che ho trovato. Per quanto riguarda gli affreschi del soffitto della chiesa di Loreggia di Sebastiano Santi, bisogna dire che a Loreggia ha lavorato quasi gratuitamente, si potrebbe dire gratuitamente, per il parroco del tempo, affrescando il soffitto della chiesa con l'Assunzione della Vergine e con 2 lunette ai lati. In una c'è San Rocco e Santa Filomena, e nell'altro c'è Sant'Antonio da Padova e San Biagio. Ci illustri un crocifisso importante che è tenuto sotto teca proprio qui nella chiesa di Loreggia, per protezione si può dire, un crocifisso importante in argento, vero? Sì, è un crocifisso storico del 400 di scuola veneziana, d'argento e di rame scolpito, che è stato anche esposto in mostre d'arte, quindi è un'opera riconosciuta, importante. E naturalmente la Chiesa è sempre stata gelosa di questa opera d'arte e lo ha protetto anche, per esempio, con i soldati di Napoleone che volevano portarselo via. Addirittura i soldati di Napoleone volevano portarselo via. No, Villarana è anch'essa uno scrigno di bellezza, di opere d'arte a cui bisogna dedicare il giusto tempo, per cui è così bella che so che vengono anche da fuori paese per celebrare il proprio matrimonio a Villarana. Allora vogliamo darci, Ruggero, appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici, andiamo a visitare Villarana e poi nelle prossime puntate andremo a conoscere Villa Wollenburg e tante altre piccole chiesine che sono sparse comunque nel territorio di Loreggia, vero? Certo. E visto che
oggi non ci facciamo mancare proprio niente, diamo il nostro benvenuto al sindaco di Loreggia Fabio Bui, nonché presidente della provincia. Buonasera sindaco. Ciao Ida e benvenuti a Loreggia. Abbiamo fatto, Fabio, oggi un viaggio sorprendente tra fede, arte e storia. Siamo stati nella vostra chiesa di Loreggia. Nella bella chiesa di Loreggia, punto di riferimento per chi arriva all'incrocio tra le tre strade principali del paese. Ma oltre alla chiesa c'è anche la Villa Rana e le altre ville. Villa Rana, sede della municipalità, straordinaria. Cos'è che collega la chiesa a Villa Rana? C'è un connubio tra le due cose, vero? L'arte, guarda, soprattutto per i loreggiani, hanno un paese straordinario dal punto di vista dell'arte e delle opere che ci sono, oltre che delle persone, ma le opere che ci sono. E noi dobbiamo riscoprire la nostra storia, dobbiamo riscoprire quegli angoli nascosti magari che attraversiamo con poca attenzione e che invece oggi, grazie anche a questa esperienza che facciamo con la trasmissione, ma soprattutto con i racconti che ci ha fatto il nostro cantore per eccellenza Ruggero Marconato, ex sindaco, che ci ha raccontato in questi anni la Loreggia di prima e il percorso per arrivare alla Loreggia di oggi. Location ideale per i matrimoni di rito religioso, ma qui a Loreggia abbiamo anche una location ideale per i matrimoni di rito civile, importante, bellissima. Abbiamo la sede municipale Villa Rana nella sala d'ingresso affrescata d'arte, dove solo quest'anno abbiamo celebrato una cinquantina di matrimoni. Ma in Villa Rana vi aspetto la prossima puntata per farvi ammirare la bellezza di questa sede municipale. Assolutamente sì, ci diamo allora Fabio l'appuntamento per la prossima settimana in Villa Rana. Vi aspetto. Con queste splendide immagini e forti emozioni di Loreggia noi vi salutiamo. Sarà la curiosità di questi posti a farvi arrivare fin qui, ma sarà la bellezza a farvi ritornare. Grazie gentili telespettatori di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici e vi ricordo, se avete piacere a rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.retveneta.it nella sezione Produzioni. Grazie, buona serata.